Allora, la macchina automatica per il caffè. Casimiro da tempo si chiedeva cosa mai nascondessero quelle enormi macchine per il caffè espresso che si vedono in giro. Una notte, fissata in spalla la pesante borsa dei ferri di papà, si avviò verso la stazione dei treni, dove aveva notato uno di quei misteriosi marchingegni. Un'occhiata in giro e prese subito ad armeggiare ai piedi della grande macchina. Svitò una decina di bulloni, mollò qualche robusto scossone e il catafalco si aprì. Con in bocca una grossa torcia elettrica, Casimiro infilò la testa. In un piccolo scomparto, 5 omini, occhiali sul naso e bicchiere di vino davanti, stavano giocando a carte attorno ad un minuscolo tavolo verde. Non appena inserì una monetina nell'apposita feritoia, gli omini scattarono in piedi. Uno corse a prendere una caffettiera, un altro dei chicchi di caffè, un terzo un macinino, un quarto dell'acqua, un quinto si precipitò ad accendere un fornellino da campo. Casimiro aveva schiacciato il pulsante per il caffè macchiato e infatti un omino agilissimo prese a mungere latte da una bacchetta rinchiusa in uno scomparto adibito a stalla. La bevanda fu ben presto pronta e un ennesimo ometto spinse lungo uno scivolo un bicchiere di plastica, 2 zollette di zucchero e un cucchiaino. Alla cassa, in una cabinetta, sedeva un omino di nome Eligio che assaggiava le monete, sputava le difettose e infine le ammucchiava in un angolo per contarle con diligenza. Organizzazione perfetta, commentò Casimiro. Sorseggiato l'ottimo caffè, attese che gli ometti si rimettessero a giocare a carte e poi li chiuse con calma, soddisfatto.